Benvenute e benvenuti su podcast One Word Italiano. Novembre a Cagliari non arriva mai di colpo, non entra sbattendo la porta come fanno certi mesi un po' nervosi. Novembre si avvicina piano piano, un vento più fresco, una felpa nuova appoggiata sulle spalle, un cielo che ogni tanto vuol dire qualcosa di importante. Chiara se ne accorge una mattina, andando verso scuola. La strada è sempre quella, i bar con le sedie vuote, ancora con un po' di sonno, il profumo di cornetti appena sfornati, il saluto del signore che vende i giornali. Ma c'è un dettaglio nuovo. Sulla strada, sparsi come piccoli tesori del mondo, ci sono croccanti e pronte a scoppiettare sotto i piedi le foglie secche dell'autunno. Chiara sorride, il suo primo novembre in Sardegna è arrivato. Non ha idea di che cosa la aspetti, ma ormai ha imparato che quest'isola è piena di sorprese. Gentili, lente, rotonde come un'isola. A scuola l'atmosfera è già diversa. Giulia, la compagna venezuelana che parla più velocemente di un podcast in doppia velocità, entra in classe con un vassoio di carta. Ragazzi, oggi ho portato dei dolci tipici. Li ho comprati al forno sotto casa. Li chiamano... non mi ricordo. Sara, puoi aiutarmi? La classe scoppia a ridere e Sara, l'insegnante, risponde subito, sorridendo. Questo si chiama pane sappa. Giulia, apprezziamo il tuo sforzo. Il pane sappa è un pane dolce, molto profumato, nero, fatto con la sappa, il mosto del vino cotto. È un dolce antico e quasi misterioso. Giulia distribuisce pezzi di pane sappa a tutti. Chiara lo assaggia. È morbido, speziato, leggermente appiccicoso. Sa di mandorle, di uva passa, di cannella, di festa. Ma che festa è? Chiede Chiara a Sara, mentre beve un piccolo sorso di acqua. Sara risponde: in questi giorni, dice, in tutta la Sardegna si celebra la festa delle anime. È una festa dedicata alle persone che non ci sono più tra noi. È un momento molto sentito nei piccoli paesini. Si preparano dolci speciali, si va al cimitero a portare i fiori, si accendono candele e ai bambini un tempo, soprattutto, si regalavano i pavastinas. Chiara scrive subito la parola nuova su un foglio del suo quaderno rosso. Ogni lettera, ogni parola per lei è una scoperta, è qualcosa di nuovo. Allora Sara continua a spiegare. Sono biscotti con noci e uvetta, coperti da una glassa bianca. Le famiglie li preparano insieme come una tradizione, come un piccolo rituale di novembre. La parola rituale rimane nell'aria, come una nota musicale. Dopo la lezione, Chiara decide di esplorare un po' la città, come sempre. Novembre le dà coraggio, non fa più caldo come ad agosto, non serve correre all'ombra per sopravvivere, si può camminare con calma. I negozi hanno tirato fuori le prime decorazioni autunnali. Non sono zucche, non sono foglie finte,
Ma per esempio qui nei panifici l'autunno è fatto di mandorle, spezie, profumo di arancia. Chiara entra in una piccola pasticceria vicino alla sua casa. C'è una signora dietro il bancone, un po' anziana, con un grembiule perfetto. E Chiara le chiede: vorrei provare questo, dice Chiara indicando un dolce tondo decorato con lo zucchero a velo. E la signora dice: ah, is ossus de motu. Chiara non capisce nulla, certo, è una parola in sardo. Allora la signora spiega: sono ossa di morto. Sì, è un nome strano, sono dolci per le anime. È un nome strano, ma è un dolce tipico di questo periodo di novembre. Li mangiamo in questi giorni per ricordare chi non c'è più, ma anche per stare insieme. Quindi Chiara compra un paio di ossa di morto, un pezzo di pane sapa e anche una papasina, perché ormai sta facendo la collezione di dolci. Arrivata a casa si siede sul suo balcone con un tè caldo e assaggia questi dolcetti. Un cielo grigio la accompagna. Morde questo dolce e subito si accorge di quanto sia perfetto in questo mese di novembre. La sera, come sempre, arriva il momento di scrivere qualcosa sul suo quaderno rosso. Apre la sua pagina nuova e scrive: penso che ogni luogo abbia un suo modo di ricordare. La Sardegna lo fa con zucchero, mandorle e un po' di magia. E poi aggiunge: attenzione per il futuro, non comprare troppi dolci tipici o novembre sarà molto largo. Chiara ha imparato tante parole dolci oggi. Sapa, il mosto cotto utilizzato per preparare dolci come il pane sapa. Papasina, un biscotto tipico sardo preparato con noci, uvetta e glassa bianca ed è simbolo della festa delle anime. Rituale, un'azione o un insieme di azioni che si ripetono in modo tradizionale e continuo, spesso con un significato simbolico molto importante. Ossa di morto, un altro dolce tradizionale sardo a forma di ossa, consumato proprio durante il periodo di novembre ma anche dicembre. Is Animas è la festa delle anime in Sardegna, una celebrazione che onora i defunti con dolci tipici e rituali. Le frasi utili di oggi: volete assaggiare questi dolcetti? Ma che tradizione è? Come si chiamano questi dolci? Sono deliziosi. Ho mangiato troppo. E così il 1° novembre di Chiara diventa un piccolo pezzo del suo puzzle italiano, profumato, dolce e silenzioso, pieno di significati, pieno di parole. Nel prossimo episodio Chiara farà qualcosa che non avrebbe mai pensato di fare: partecipare a una serata di canto sardo, tra cori profondi, storie antiche e qualche parola difficile da pronunciare. Il tutto in una magica atmosfera natalizia. Se anche tu stai imparando l'italiano, ricorda, assaggia un dolcetto tipico e l'italiano sembrerà una lingua ancora più dolce. Un saluto e a presto da Carla!